Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti da Comandante Veneziano, siamo su FM 2016 e siamo alla partita con l'Aston Villa. Prima però c'è la prima conferenza stampa del Comendone, la carriera. Il precampionato è finito, il calcio d'inizio, con la preparazione è andata bene, ha avuto un ottimo ritiro precampionato, yes. È un grande momento perché è la prima giornata, è riuscito a scegliere gli unici titolari, non credo nei titolarissimi, ma non ho già pieno di talento, ok. Abbiamo un precampionato brillante. Jimmy Vardy sarà fondamentale, sì, assolutamente, e ok, perfetto. E adesso ragazzi, inizia la stagione in casa con l'Aston Villa, voglio i 3 punti, sono fondamentali i primi 3 punti stagionali. Abbiamo Manchester City e Liverpool subito, mamma mia. Si parte a Newcastle e Manchester United, Swansea, Chelsea e poi via via tutte le altre. Ok ragazzi, siamo pronti. Crediamo in una buona partita, speriamo. Va bene ragazzi, adesso facciamo una formazione e poi non faccio vedere sempre le conferenze stampa, queste cose qua, faccio solo vedere le cose più importanti, diciamo. Ok ragazzi, ok, allora questa è la squadra. Come giocatori nuovi abbiamo messo Bruno Perez e Bernardeschi, abbiamo Glick, Balanta in panca. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene perché è chiaro che insomma non è come la realtà, qua l'Eister non è ancora pronosticabile nelle prime posizioni, quindi dobbiamo fare veramente un'impresa incredibile. Il mio obiettivo è andare in Europa League, ce l'hai già contento di arrivare quinto. Vediamo, insomma, vediamo. Anche la Champions è un obiettivo, però è chiaro che devo capire un po' la squadra perché, ripeto, non è semplicissimo. Ragazzi, ci siamo, penso di fare 3 partite come l'altra volta, sempre appassionato. Per l'assenza di George O'Connor, se non le calcio abbastanza tempo per sapere che non vuol dire nulla. Colpa di recenti infortunio, no comment. E andiamo ragazzi. Contro Aston Villa speriamo di fare una buona... ok, applica consiglio, usiamo sempre i consigli. Torno in seconda. Ok, discorso squadra. In bocca al lupo ragazzi. Cominciamo con questo modulo. Contropiede. Le istruzioni ce le abbiamo tutte. Vediamo con il contropiede che siamo in casa, vediamo. Però aspetta, no, aspetta un secondo. Però attenzione a sistemare alcune cose. Allora, durante le azioni chiave, così. Tra le azioni importanti, così. Le azioni chiave, a sinistra, regista, replay, adesso replay, audio. Ok. Così almeno qua abbiamo un po' di audio. Ok signori, inizia la partita. Dai raga, vediamo un po'. Al King Power Stadium cosa combiniamo? Attenzione Sanchez, subito. Ragazzi per cortesia, Lo stadio è tutto esaurito. Richards. Occhio ragazzi, marchiamoli, bravo Morgan. Dai fioi, dai. Dimostriamo che siamo una buona squadra. Vogliamo stupire il mondo. Attenzione subito a Marez. Se ne va Marez. Recupera Richards. 1 minuto è già una buona azione anche per Leicester. Fuchs vede Okazaki. Jamie Vardy. Subito Jamie Vardy. 1-0 attraverso gol. Bravo Okazaki, bel cross per Vardy. Fuchs. Hut. Kanté. Ancora per Vardy, Jamie Vardy, mamma mia! Per il momento non cambiamo niente, la squadra sta girando bene, Marez. Kanté vede Bruno Perez bianco, perché? Bruno Perez. Drinkwater per Federico Bernardeschi, il Berna al debutto, mamma mia. Buonissimo, primi 12 minuti fino alla Hut. Hut, pretendere un gol così da Hut è un po' dura di testa, anche sì. Attenzione, Bruno Perez sull'uomo bianco per Marez, vede Jamie Vardy, attenzione Vardy, scatenato Vardy, madonna, che inizio signori, che inizio per Leicester. Calcio d'angolo, Drinkwater, ancora Drinkwater,
Fuchs. Stiamo giocando veramente bene. Prima azione dell'Aston Villa, stiamo attenti. Bravissimo. Fuchs sta giocando una partita memorabile per il momento, grandissimo Fuchs. Marez. Marez vede Vardy. Vardy, l'uomo di punta della squadra. Tutto passa per Vardy. Bernardeschi. Bernardeschi. Bruno Perez. Dai Brunone, mettila in mezzo Brunone. Attenzione Vardy. Mamma mia. Oh. 21 minuti di fuoco. Grande Morgan, la butta su. Per il portiere, ma va bene così. Va bene così. Dovevamo fare il 2-0 però ragazzi. Intanto l'Arsenal in vantaggio. Attenzione, no, Bolnaor non si crede al primo tiro, mamma mia, fuori di poco, qua abbiamo rischiato però, Schmeichel al rinvio. Marez, di testa sbaglia, Agbolnaor. Dai però, finiamo di stappare, adesso che Aston Villa chiaramente comincia ad attaccare. E non ha fatto niente, attenzione. Richards, gol, incredibile gol della Aston Villa, il primo tiro. Al primo tiro. Incoraggiamoli, però incredibile, abbiamo dominato. Agbolnaor pareggia, attenzione, stiamo rischiando adesso, abbiamo incoraggiato i nostri giocatori. Rigore. Cos'è, ricaccio dai, mamma mia. Momento un attimo di panico, abbiamo incoraggiato i nostri giocatori. Ho preso proprio un gol stupido, abbiamo preso. Siamo in difficoltà adesso. Bernardeschi. Ragazzi, sveglia però. Incredibile. Bruno Perez, un tiro, un gol hanno fatto sti stronzi. Marez, numeri di Marez. Kanté, rigore, non me lo dà. Ma miracolo, stiamo dominando. Okazaki! Assist di Bernardeschi, gol di Okazaki che ha fatto un gol e un assist. 2-1. Fine del primo tempo. Allora, con energia. Avete giocato bene finora, ma c'è sempre margine per migliorare. Vediamo qua chi è stanco. Per il momento sono ancora Bernardeschi, quello più stanco. Però abbiamo già attenzione Vardy che un po' no, non lo rischio sinceramente inizio stagione. Ora mettiamo Ulloa con l'attacco, ecco, diciamo che abbiamo problemi in attacco, quello assolutamente, perché abbiamo solo una riserva. Fulcro, ok. E adesso aspettiamo, dai. Purtroppo Vardy fuori subito per un leggero infortunio, non voglio rischiarlo, perché è il nostro giocatore di punta, ragazzi. Se perdiamo Vardy so cazzi. Fuchs. Bernardeschi. Drinkwater, Okazaki. Okazaki vede Ulloa, peccato. Anzi, dobbiamo chiuderla però, dobbiamo chiuderla assolutamente, perché abbiamo visto che possiamo prenderlo un gol. Se hanno fatto un tiro un gol, sti stronzi. Dai, Kanté, che deve correre dappertutto, Kanté. È il nostro gattusino, Kanté. Aia, gol, incredibile. Abbiamo grossi problemi in difesa, soprattutto nei tiri di testa, che è incredibile. 2-2. Concentratevi, cazzo, non possiamo prendere ogni tiro un gol. Attenzione, Kanté. Marez. Ed è gol di Ulloa! 3-2. Adesso però tattiche, vediamo in difesa che sta giocando male. 6-40 Morgan, proviamo a mettere Glick per Morgan. Niente, così non mi va, ma non capisco perché, vaffanculo. Mettiamo Glick, facciamo fare il debutto anche a Glick. E ok. 3-2, partita pirotecnica, porca miseria, però non va bene, dobbiamo allenare in difesa, dobbiamo allenarli assolutamente. Dobbiamo allenarli in difesa, sti stronzi. Arsenal 3-0. Dai, chiudiamola, Marez, Glick, mamma mia, Guzan recupera. Ok, sono un po' stanchini. Ora facciamo l'ultimo cambio. Tattiche. Mettiamo, voglio provare Gray. Lo mettiamo qua per Bernardeschi. Ok, proviamolo. Buono. Attenzione ancora. Bravo Glick. Schmeichel.
Ullo, Marez. Bravissimo. Mamma mia, Okazaki! Il man of the match, 2 gol e un assist. Shini, Okazaki. Shinji Okazaki, fenomenale, fioi. Dai che mamma mia che inizio, sei 4-2, va bene l'attacco ma non la difesa. Sanchez. Attenzione, mamma, bravo Schmeichel. Dai, andiamo a chiuderla. Schmeichel. Drinkwater. Marez. Okazaki ha fatto una partita strepitosa. Kanté. Okazaki è ancora il man of the match. Drinkwater. Bruno Perez. Brunone per Marez. Peccato. Recupera l'Escott. Siamo all'82esimo. Partita per attenzione. Dorian Gray. Mamma mia. Perché lui è Dorian, signore. È Dorian Gray. L'Arsenal 4-0 comincia alla bene, alla bene, alla grande, e lo Swansea 2-0 con il Chelsea. Subito difficoltà per il Chelsea. Veramente la prima partita strepitosa a livello offensivo, ma un po' deluso a livello difensivo, perché hanno preso 2 gol uguali. Ah no, Fiori, ma... Bravo Schmeichel. Dobbiamo ancora lavorare parecchio, Dobbiamo ancora lavorare parecchio. Ancora di testa, le prendono tutte loro. Sì che abbiamo giocatori... Abbiamo Morgan, Glick, abbiamo il mondo in Ut, tutti di testa fenomeni, cazzo, e le prendono tutte loro. Ora il gioco di Grealish. Fuchs. Drinkwater. Kanté. Bella partita da parte di tutta la squadra, veramente. Bruno Perez. Mamma mia, Okazaki è il nuovo Cristiano Ronaldo, ragazzi. Mamma mia. Fuchs. Gray. Drinkwater. Fermato Drinkwater, 91esimo, ormai è finita. Cerchiamo di tenere i 2 gol di scarto, non prendiamo il terzo, grazie. Attenzione a Richards. Lunga. Fuori. Arrivano i primi 3 punti al King Power Stadium. Ottima prova dei ragazzi. Okazaki, fenomenale. Bella vittoria ragazzi, ben fatto. Sì. E adesso andiamo anche Okazaki. Loda giocatore, complimenti per l'ultima partita. Ho davvero apprezzato. E anche Jimmy Vardy. Loda giocatore, complimenti per l'ultima vittoria. Ragazzi, perfetto. Siamo allo Stamford Bridge, subito big match. E l'unico assente è Bernardeschi fuori 8 giorni. Vardy era insomma tutto a posto. Quindi gioca Gresso al posto di Bernardeschi. Comunque ha fatto una buona partita. Un buon finale di partita contro l'Aston Villa. Col Chelsea sarà durissima. E qua insomma vediamo un po' il reale valore della squadra. Anche se ripeto siamo solo alla seconda giornata, quindi è normale avere anche problemi, ecco, con energia. Buona fortuna ragazzi, questo è quello che dobbiamo fare. Inizia la partita dello Stamford Bridge, il Chelsea campione in carica affronta l'Leicester del Cumendone. L'ho allenati molto bene in difesa, cioè molto bene, spero bene in difesa. Adesso vediamo come va a finire la partita. Anche un pareggio non serve negativo, insomma, qui a Londra. Primo tempo che sta scorrendo via senza tante azioni. Siamo già al 35esimo ragazzi, molto diversa la partita in casa con l'Aston Villa. Però attenzione qua. No, devo sistemare una cosa proprio per vedere le pagelle. Se continuate così possiamo anche vincerla, vediamo un po'. Un primo tempo che è volato via. Vabbè, aspetto per fare i cambi. Vai ragazzi. Inizia il secondo tempo. Hut. Drinkwater. Allora, aspetta, scusate ragazzi. Allora... No, aspetta. Ho bisogno, oddio, se sono rincoglionito. Perché non mi ricordo? Eccole qua, le pagelle, le classifiche. Ok. Oh, che partita, oh ragazzi, dopo una partita... Parla la squadra. Appassionato. Incoraggiamoli, dai.
61esimo, ancora niente. Attenzione, ai Fabregas, calcio d'angolo, calcio di rigore. E te pareva? E te pareva se non c'era già il calcio di rigore? Ma porca puttana. Dai Schmeichel, prova a pararlo. Dio Cristo. Hazard. Gol, bellissimo gol di Hazard su rigore. Andiamo a fare almeno 2 cambi dobbiamo fare. Bernardeschi non può giocare purtroppo. Allora, vediamo un po' la situazione. Mettiamo... Vai. Albrechtson al posto di Gray. Così lo proviamo anche. Anche se in realtà non è che sia sta gran bestia. Vabbè. E mettiamo... Chi mettiamo? Vediamo chi è stanco. Kanté, Drinkwater. Leviamo Drinkwater. E mettiamo King. Vai. L'ultimo cambio sarà Ulloa per Vardy. Però incredibile, cazzo. Un gol su rigore. In realtà noi siamo alla seconda giornata. Affrontare subito squadre come il Chelsea. Dai. Non ci credo. Cosa ci siamo mangiati? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ci svegliamo adesso e sbagliamo un gol fatto. Dai, proviamoci, Marez. Erroraccio. Recupera Courtois. Andate avanti. Dai, cazzo. Attenzione, William. Grande Schmeichel. Però il Chelsea è in vantaggio. E la cosa non mi piace. Fabregas. Vardy anche in difesa. 78esimo. Possiamo farsela, ragazzi. Possiamo pareggiarla. Courtois. Metto la squadra di buttarsi in avanti. Speriamo insomma possano ascoltare le mie disposizioni. Azpilicueta per William. Fabregas. Il Chelsea è più forte in questo momento. Falcao per chiuderla. Il Falco la chiude, palo. Speriamo sia un segno. Bruno Perez 87esimo, ormai finita. Dobbiamo fare un miracolo. Attenzione Jimmy, Vardy. Attenzione a Vardy. Vardy per Marez. Kanté. Courtois. Rinvio di Courtois. Attenzione, sbaglia Courtois, Marez. Vai Marez, mettila in mezzo. Spicueta recupera di gran carriera. Terry. Il Chelsea a suo agio, bellissima azione del Chelsea. Falcao. Mamma mia. 88esimo. Ma la partita purtroppo è quasi finita. Siamo già di fronte alla prima sconfitta allo Stamford Bridge. Chelsea 1, Leicester 0. Poteva finire anche in pareggio però, Ma i ragazzi hanno giocato bene, non essere severo, vabbè. È stata solo sfortuna, ok, perfetto. Siamo alla terza partita, ultima per oggi, Leicester Southampton, Vardy 16esima partita in campionato, sono contentissimo per lui, la formazione è sempre la stessa, torna Bernardeschi, la forma c'è. Alla fine tutti, anche i giornali hanno scritto contro il Chelsea, non meritavamo di perdere, quindi a sto punto dai, poteva andare peggio, alla fine ha preso solo 1-0 su rigore anche discutibile, perché onestamente non mi sembrava un rigore così solare, ecco. Vediamo in casa, cerchiamo di fare 6 punti in 3 partite, sarei soddisfatto sinceramente. 2 vittorie in casa, Southampton si può battere. Attenzione Vardy subito recupera palla, Vardy scatenato, Vardy mettila in mezzo, Cristo. Ma mettila in mezzo però. Poteva fare meglio qua Vardy. Poteva fare molto meglio. Siamo già al 23esimo. Dai ragazzi, però qualche azione in più. Attenzione al Southampton. Che nei calci d'angoli soffriamo molto. Rodriguez. Gol di Long. Doccia fredda per il Leicester.
Dobbiamo attaccarli, incredibile. Parliamo alla squadra, mi incazzo anche perché... Domando di più. Mamma mia, primo tempo veramente disarmante. Non me l'aspettavo proprio di stare in svantaggio col Southampton in casa. Vabbè, l'inizio è sempre difficile, lo sappiamo, stiamo calmi, niente panico, Morgan. Schmeichel. Bernardeschi, dai Berna. Okazaki. Vardy. Gol di Vardy! Jamie Vardy! Secondo gol di stagione. Ancora assist di Okazaki. Teniamo offensivi però, teniamo offensivi. Con energia. Possiamo portare a casa la vittoria. Assente Bernardeschi e anche Marez. Marez ha cominciato in maniera un po' svogliata la stagione, eh? Dai, Marez, su 1-1 comunque. Drinkwater. Oggi dobbiamo provare anche altri giocatori. Voglio provare Sloop. Attenzione Bernardeschi, porca miseria, ma è fatto col culo Bernardeschi proprio. Proviamo Sloop. Che è bello veloce. Ok. E... Abbiamo Morgan, no, Morgan Ammonito non lo rischio, mettiamo Glick, ok. Terzo cambio, ce lo teniamo. Dai, sveglia però, parla la squadra. Incoraggiamoli con calma. Rubiamo sta palla, attenzione, Glick subito. Glick fa subito un grandissimo intervento. Però la palla è ancora al Southampton purtroppo, e questo non mi piace. Dai, un po' di pressing, cazzo che avete... Attenzione, Ostino. Devo allenarli tanto in difesa. Drinkwater. Ancora Drinkwater. Vai, bicchiere d'acqua. Glick. Anzi, bevi l'acqua forse. Bruno Perez per Marez, fallaccio su Marez, Vardy per Marez, ho bisogno degli assist e dei gol di Marez, l'ho detto, gol di Marez, primo tempo molto svogliato ma fa un gol devastante, 2-1. Controllo, Fuchs. Bruno Perez, l'asse a destra va benissimo, grandissimo questo Bruno Perez, Marez, Vardy! 3-1 Leicester. Madonna, Vardy ha già 3 gol in campionato. Mamma mia Jamie Vardy. Buono raga, dobbiamo chiudere. Deve essere chiusa, non voglio più rischiare. Proviamo Balanta. Perut. Così diamo un po' di ritmo anche agli altri giocatori. La prossima comunque anche la coppa di... Faccio un po' di cambi in coppa in Capital One. 78esimo, andiamo a chiuderla, dai Fio, andiamo a chiuderla. Debutto per Balanta. Glick. Bruno Perez. Okazaki. Marez. Bruno Perez fenomenale, Okazaki per Perez. Tutte le azioni passano da Brunone. Marez. Kanté bravissimi, tenete palla, perfetto. Vardy non la prende, Kanté dappertutto. Onnipresente Drinkwater. Bruno Perez recupera molto bene Rodriguez qua. Aia, Austin, 89esimo, non prendiamolo per favore, Austin, gol. Steven Davis fa 3-2. Concentratevi, Cristo di un Dio. Glick. Schmeichel. Chiudiamola, Alvaro Balanta, bravo. No, adesso, da 3-1. Grande Schmeichel, ma perché non rischiarla così?
li sopporto, non li sopporto. Dovete svegliarvi. Bene, si va a vincere 3-2. In attacco siamo fortissimi, ma la difesa, ragazzi. La difesa. Migliore in campo, Vardy. Bella vittoria abbiamo fatto. Meritano credito, ho capito, però non possiamo prendere tutti questi gol. Non possiamo prendere tutti questi gol. Ah, Dio mio. Ok, ragazzi. Le prime 3 partite sono andate, la prossima è in Capital One. Bernardeschi fuori 7 giorni, però Bernardeschi ha rotto un po' il cazzo. Elogiamo ancora. Ok, così ci facciamo amico anche Vardi. E niente raga, saluto il comandone veneziano, 6 punti in 3 partite. Non male, non male. Ciao!